Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Sono iniziati sabato 22 ottobre gli incontri con l'autore 2011, organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montagnana e dalla Biblioteca Comunale Francesco Gambarin, in collaborazione con Fratelli Corradini Editori di Urbana. È un progetto che sta puntando su tutto quello che è, possiamo chiamarlo, il capitale culturale di Montagnana, 360 gradi, tutto quello che riguarda l'ambito culturale del nostro paese. Abbiamo delle eccellenze che meritano di essere messe in un punto tale per cui siano visibili a tutta la cittadinanza, ma anche fuori dalla nostra città, perché veramente c'è tanta voglia di fare e ci sono tante belle produzioni che meritano di essere valorizzate. Una serie di appuntamenti che sono stati inaugurati dal professor Alberto Costantini, che ha presentato il suo ultimo romanzo, Sotto l'aquila bicipite, storia di un risorgimento all'incontrario. È la storia di un nostro contadino della Bassa che passa in mezzo a tante avventure del risorgimento, finendo poi per diventare suddito austriaco e farsi assorbire in quel grande impero multinazionale che era appunto l'Austria. Quasi tutti gli avvenimenti storici sono ritratti secondo le testimonianze dell'epoca, quindi è un romanzo storico, senza però perdere la dimensione dell'avventura. L'intervento dello scrittore montagnanese è stato introdotto da Fiorenza Ceccon di Fratelli Corradini Editore e da Pierina Borin, che conserva ancora la prima bozza del romanzo datata 2003. È autore di molte opere, tra cui saggi, ricerche e romanzi storici di fantascienza, più volte premiati anche a livello nazionale. Ricordo per tutti Terre accanto e Stella cadente, entrambi romanzi di fantascienza vincitori del premio Urania pubblicati da Mondadori. Aveva salvato in un vecchio floppy dei capitoli di una storia interessante su questo periodo e ormai la dava per persa perché non riusciva più a leggere questo dischetto. È riuscito a liberarlo grazie ad amici che avevano ancora un vecchio PC e quindi si è riesumata questa parte iniziale che poi è stata completata nel tempo. La stesura cartacea di quella prima stesura del romanzo è questa. Durante la presentazione, la corale Martinelli Pertile della Città Murata, diretta dal maestro Paolo Bassi e nelle cui file canta anche il professor Costantini, ha presentato alcune arie musicali che, secondo il professore, potrebbero essere state cantate anche dai protagonisti del libro. I prossimi incontri con l'autore sono programmati per venerdì 28 ottobre con San Fidenzio e la sua chiesa e sabato 26 novembre con l'asilo Prosdocimi Baricolo Le Origini, un altro pezzo di storia della città murata raccontata da autori del territorio.